La mia passione per la recitazione è una passione giovanile, ero un bambino, già amavo molto i comici, mi nutrivo di televisione e diciamo che nella redistribuzione dei ruoli a scuola c'era quello più intelligente, quello più bravo e a me è capitata quella del buffone. E sono via via cresciuto con questa passione che poi, grazie allo studio, sono riuscito a fare un lavoro. E a 24 anni sentivo la necessità di trasformare appunto questo sogno in un progetto e ho cominciato prima a fare un corso di recitazione, di quelli classici a pagamento, in una bella scuola qui di Genova, una bellissima realtà che si chiama Quinta Praticabile. E dopodiché, prendendo coraggio, sono andato a fare il provino per l'Accademia, che era la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, che oggi è dedicata a Mariangela Melato. Gli ho fatto 3 anni di scuola e poi ho cominciato a lavorare. Quali film ho fatto? Siccome ho una memoria pessima, non che io ne abbia fatti tantissimi, però li voglio dire tutti, leggo. Allora, ho fatto 12, 12, 12 con la regia di Massimo Morini, Guido, l'uomo che sfidò le Brigate Rosse con la regia di Beppe Ferrara, poi Il loro chi di Micciché, Anomalia di Luca Franco, Il giorno più bello del mondo di Siani, Tramite amicizie di Siani, Il punto di rugiada di Marco Risi, La fortuna in un altro biscotto di Marco Placanica, L'amore vince la guerra di Pollini e Delitto sulle nevi, che è l'ultimo di Eros Puglielli. Ecco, li ho detti. Allora, la mia prima esibizione in assoluto l'ho fatta, avrò avuto 14 anni, eravamo a Caserta perché la mia mamma è di Caserta, eravamo a trovare dei parenti, facevano una festa in piazza e grazie a una zia salì sul palco in questa piazza Santa Maria Capo a Vetere e vedere la piazza piena solo che ricordarmelo mi fa ancora venire i brividi e fu una roba terrificante. Infatti scesi dal palco e mi dissi mai più e invece eccomi qua. Con quale attore mi sono trovato più in sintonia? Ce ne sono tanti, andrò a pescare nella commedia perché è un mondo che mi affascina e forse per inclinazione mi appartiene di più. Direi, è difficile, ho due nomi. Uno è Lillo e l'altro è Alessandro Siani. Il mio sogno nel cassetto sarebbe interpretare Poirot, Hercule Poirot, coi baffoni, così un po'. L'esperienza nella serie televisiva Blanca è indimenticabile. È una di quelle fasi che in un attore fanno un po' da spartiacque. C'è un prima Blanca e c'è un dopo Blanca. Il prima di Blanca era un attore di teatro che però sognava solo e unicamente di fare il cabaret, di diventare un comico. Dopo Blanca si è risvegliato una grande passione per la recitazione, ehm, coadiuvato dal fatto che ho trovato anche e un cast e un reparto regia, ma tutti i reparti, devo dire la verità, di Blanca sono eccezionali, mi hanno accolto in una maniera unica e questo mi ha riacceso una passione per il mio lavoro incredibile. E, grande gratitudine va a Maria Chiara Giannetta, che non solo è una grande attrice, a mio parere, ma è anche una grande persona, molto generosa e accogliente. Beh, interpretare Paolo Villaggio nel film Come umano lui per la regia di Manfredi è stato un onore e una grande responsabilità, soprattutto essendo io genovese, una grande responsabilità nei confronti dei miei cittadini, ma ancora di più nei confronti degli amanti, dei fan di Paolo e di Fantozzi. C'era molta diffidenza preventiva, non da parte mia, ma dalla fan base, chiamiamola così, oggi si direbbe così, di Fantozzi, però poi una volta che è andato in onda ho ricevuto grandi gratificazioni personali, è un film a cui sono molto legato e,
che secondo me chi non l'ha visto deve recuperare. Fatemi andate su Rai Play e guardatelo, perché non tanto perché ci sia io, ma quanto perché la storia di Paolo Villaggio è una storia che ci insegna l'importanza della determinazione e di quanto sia importante nella vita a volte lasciare il certo per l'incerto. È una grande lezione di vita. Allora, i miei programmi per il 2026 sono tornare in teatro. Torno in teatro dopo anni con una commedia molto bella di un autore francese che si chiama Eric Assous, si intitola Le nostre donne, con Antonio Zavatteri, Luca Bizzarri, con la regia di Alberto Giusta. È una commedia dove si ride molto, il tema è molto delicato perché parla anche di un femminicidio, e, però è una commedia veramente profonda, mai scontata, è veramente un'ottima occasione per riflettere su un tema importante. Un saluto a tutti i followers della Sicilianaria.